amici bellini, in serata, perché aspettavo più notizie pregnanti. E tra l'altro c'è pure la novità, perché su questa amichevole, adesso ne parliamo, il Napoli ha informato un pochino di più, però noi ci facciamo un video leggero dove la notizia del giorno, fondamentalmente quella che si è rincorsa un pochino, sono stati i commenti. Lasciate un like che se vi pare. Siete molto forti in questi giorni con i like, io vi devo ringraziare, siete straordinari, ho avuto un pochino modo di leggere e rispondere ai vostri commenti, soprattutto dell'ultimo video. Io perché vi chiamo amici bellini? È perché siete bellini, perché siete proprio carini, ma come atteggiamento più che esteticamente. Poi alcuni li sto incontrando per strada e siete anche belli da vedere, devo dirvi la verità, mi fa piacere. E noi ci incontreremo per chi potrà al Sea Legend di Licola il 25 giovedì. Ci siamo quasi, il tempo sgocciola e quindi verso le 6:30, 7, chi può venire per quell'orario, poi noi faremo soundcheck, poi ci sarà un po' di attesa da ingannare prima del concerto tributo ai Black Sabbath, quindi ci divertiamo pure e ci facciamo una chiacchiera, ci facciamo fotografie, eccetera, eccetera. Ma domani abbiamo saputo in clamorosa novità, insomma, che c'è questa amichevole con la Juve Stabia. Io, più che altro la presentazione della squadra, che è bello, perché è un peccato poi dopo non dare soddisfazione senza una presentazione ufficiale ai nuovi acquisti, soddisfazione che non dai solamente ai giocatori che hanno bisogno di queste soddisfazioni, ma anche ai tifosi che in questo momento sono tutti incuriositi da questa freschezza. È proprio la parola fresca, fresco, lo dice proprio Mertens, ma noi cerchiamo in questo video di racchiudere un po' tutto. Mertens, Insigne, perché si è parlato di Insigne e delle sue storie Instagram, questa amichevole con la Juve Stabia e un pochino pure se sullo sfondo c'è pure Navas e va bene. Allora, per quanto riguarda l'amichevole, biglietti che sono andati a ruba, si tratta di omaggi che bisogna richiedere, quindi non c'è problema. Varie notizie che si sono rincorse, c'era una fila incredibile su Ticket One. Pare che il Napoli adesso abbia messo, potete andare sul sito ufficiale del Napoli per avere notizie più concrete, abbiano aperto anche i settori superiori delle curve, quindi anche gli abbonati delle curve possono andare in curva, non è che devono andare per forza nella tribuna che doveva essere poi stabilita, però insomma un po' un casino anche perché è la prima volta che succede, mi rendo conto che è complicato, lo stesso tifoso si è sentito un attimo, caccia faro, si paga, non si paga, se non sono abbonato come si fa? Insomma, comunque iniziative lodevoli, spero che nel contratto con la Juve Stabia ci sia, e lo dico a margine, i giocatori della Juve Stabia si impegnano a indossare scarpe con tacchetti di gomma piuma e che non facciamo che poi per fare una festa di presentazione della squadra, eccetera, eccetera, ci affossano a qualcuno perché sarebbe assurdo. Noi dobbiamo giocare a pallone, dobbiamo fare le partite ufficiali, ci sta Fiorentina, attenzione. Però sono sicuro che non ci saranno problemi e non ci saranno difficoltà sotto questo punto di vista. Quindi domani gli ultimi biglietti, si farà la corsa, eccetera, eccetera. Io non ce la farò purtroppo ad andare allo stadio perché avevo già l'impegno preso con Paolo Del Genio a Telea, li devo andare a salutare, spero insomma di poter partecipare, intervenire in trasmissione, vedremo, è tutto in divenire, è tutto così e non c'è problema. Per quanto riguarda le parole di Mertens, io mi sono fatto registrare dall'ottimo Michele, sempre supportante a tutti gli effetti, come tutti gli amici abbonati, che ringrazio sempre, non finisco mai di ringraziare, per il supporto e insomma tutta l'intervista con Pierluigi Pardo, che comincia, lui gli chiede com'è Istanbul e lui lasciare Napoli è stata dura, cioè non riesce come prima, proprio a domanda rispondo Istanbul è grande, bella, eccetera, eccetera. La prima cosa è lasciare Napoli è stata dura e proprio non se la fa. E un po' probabilmente perché era anche tardi quando hanno fatto questo collegamento, quando hanno registrato l'intervista, il bambino che stava dormendo, Bertens parla piano, però un po' parla piano, un po' si sente un po' di nostalgia, si sente un po' di malinconia, ecco, e sono sentimenti che non credo che tu puoi fingere, sono quelli là, e li registriamo così come sono e poi li commentiamo, perché poi nei commenti mi potete dire che ne pensate, insomma, delle sue parole, perché poi arriva un pochino la stoccata, però sempre con classe, secondo me, a differenza poi di altre
situazioni che vedremo, capitano, ma prendiamo con calma. Quindi lasciare Napoli è stata dura, Istanbul è una città grande, perché è una grandissima città, una nuova avventura molto bella, e uno stadio molto bello, quindi sarà inevitabile per Mertens e Signora fare anche dei paragoni a livello di strutture, di società, eccetera, eccetera. Comunque è una squadra importante il Galatasaray. Ha guardato la partita? Sì, ho guardato la partita, è un Napoli fresco, si vede che sono freschi, che hanno giocato molto bene, e poi si intersecano sempre le domande tra la città e la squadra, e per quanto riguarda la casa, la città, Mertens ci fa sapere che Kat si è svegliata un giorno e si è messa a piangere, ha detto io non riesco, non ce la faccio a lasciare, e quindi da lì l'idea, insomma, di tenere la casa il più possibile, magari passare tutte le estati. Noi sappiamo, abbiamo visto l'estate di Mertens è stata un po' in giro per il mondo, probabilmente passeranno più tempo a Napoli che non in giro per il mondo, o comunque tutte le volte che potrà venire verrà a trovare amici e città, e quindi Kat che piange è un passaggio importante. La città, bla bla bla, ho fatto 9 anni, bellissimo, poi dice abbiamo, perché coinvolge sempre la moglie, e vediamo sempre, solo grazie, lui dice, io voglio dire solamente grazie e torneremo spesso, perché torneremo spesso. Sulla squadra dice una cosa importante, Mertens, si sono alzati i giocatori che si devono alzare. Qua nei commenti mi potete dire secondo voi a chi si è riferito Mertens, perché sappiamo che abbiamo giocato con 9 undicesimi bene o male dell'anno scorso, quindi sottolineiamo l'ingresso dei nuovi che possono essere quelli freschi in questo momento, Kvara e Kim, ma si sono alzati allora magari Mertens, Zielinski che ha fatto 2 partite straordinarie, Anghissà, lo stesso Lobotka che si deve confermare ai livelli che ci ha fatto vedere l'anno scorso, Di Lorenzo si deve alzare, ma non per prestazioni, ma per figura adesso, per compiti dentro e fuori dal campo. Mamma mia, che stagione che deve affrontare Di Lorenzo, speriamo bene. E quindi si sono alzati i giocatori che si devono alzare e i nuovi danno quella freschezza e sono freschi. Insigne, e qua poi ci ricolleghiamo perché tutto è sempre collegato, bene lì, insomma, contento che sta bene lì, aveva voglia anche lui di una nuova avventura, questo è un po' la differenza, cioè Insigne ci dice Mertens che aveva voglia di una nuova avventura, mentre Mertens voleva rimanere, e quindi questa è la grande differenza, e poi non si sono trovati, la famiglia si allarga, eccetera, eccetera, quindi così, su Insigne rimaniamo, dopo, fatemi finire perché sennò... Poi gli dice volevi finire diversamente e Mertens tranquilla le dice guarda Piero, proprio in confidenza, io sono una persona sempre positiva, leggo perché voglio essere preciso, sono sempre positivo, sono stato fortunato, sono contentissimo, ringrazio solamente per i 9 anni e sarò per sempre il primo tifoso ed è per questo che non si devono dire tante cose. Un po', questa è un po' una cosa che ritorna, che dici ma perché poi i giocatori che se ne vanno poi non parlano più e non ci chiariscono delle cose che restano dubbiose? Anche perché ci vuole bene e non vuole creare poi ulteriori tensioni, perché Vertez ha capito benissimo l'ambiente e le cose, quindi non fa polemiche, lui ci aggiunge, e ce l'aveva già detto, che poteva finire in modo diverso parlandone prima. Questa è una cosa che noi abbiamo detto a fine campionato, ve lo ricorderete benissimo, perché quando Perisic a domanda e risponde ai giocatori importanti, ai top player, una società importante deve non aspettare l'ultimo momento, ma organizzarsi prima, i reset, Perisic, un po' la situazione simile a quella di Mertens, e quindi quando ci hanno detto che De Laurentiis era andato a casa e si erano messi d'accordo, non era vero e ce la siamo portata come tiritera per tutta l'estate. Quindi, parlando prima, sono cose, guardate come la dice bene, sono cose che devono imparare e speriamo che imparano per crescere ancora, perché la speranza di Mertens da primo tifoso, che è un po' quella nostra, noi ci arrabattiamo, cerchiamo, speriamo, e lo sta facendo il Napoli perché sta facendo delle belle cose, delle belle iniziative per i tifosi, bene, finalmente, che bellezza. Per crescere ancora, sapere che, però quello che deve capire Mertens, che dobbiamo capire anche noi, è che probabilmente il Napoli aveva fatto una scelta consapevole, non chiarissima nei confronti dei tifosi, ma avevano già deciso ampiamente di rivoluzione, che questo sarebbe stato l'anno della rivoluzione, di lasciare andare quelli che erano alcuni senatori un po' più in là con gli anni e ricominciare. Quindi hanno poi piazzato dei colpi a sostituire quelli che sono degli idoli e dei nostri senatori. Sono cose che devono...
Poi, mentre gli chiedono di De Ketelaere, del trequartista del Milan, di Lukaku, di Origi e di tutti i belgi, Bert sì, io sto ancora imparando Vara Varavich. Kvara o anche Quara, lo possiamo accettare perché stiamo ascoltando i Giorgiani, forse non lo sa dire nemmeno il ragazzo. Kvicia. Quara Schelia. Dopo la Z, una bella una raschetta che noi la sappiamo fare, non fa parte del nostro alfabeto, ma lo sappiamo fare, la nostra fonetica. Quarazchelia, Quarazchelia, no Scelia, no Schelia. Quara, va bene, o Kvara. Facile, è facile, è bellissimo. E sono molto contento, devo dire la verità, che questa mia battaglia, questo ingrippo che mi sono pigliato sul nome, perché essendo uno che sta all'estero, a cui stroppiano il troppo stroppa il nome continuatamente, Valirio, ci tengo, e perché è bello anche rispettare le origini di tutti quanti. Napoli è speciale, e questo ci dice Mertens. Per quanto riguarda Insigne, ovviamente, quelle Insigne è figlio della nostra terra, con tutto l'affetto noi abbiamo detto vai amore mio, vai a cambiare la tua vita, vai a guadagnare i soldi che devi guadagnare, vatti a divertire e illumina il calcio americano con i tuoi colpi, e lo sta facendo, proprio probabilmente anche più libero mentalmente, sta facendo gol diversi rispetto a quello che ci ha fatto vedere a Napoli, il tiro al volo, il tiro a giro però sul primo palo, eccetera, eccetera. Alcune cose uguali, come il rigore sempre tirato là, va benissimo, va benissimo. Però ovviamente fanno discutere nei giorni in cui tutta Napoli e tutta Italia sta esaltando Kvara per la diversità, ha segnato col tiragiro, ma ha segnato pure di testa, ha segnato pure di sinistro, eccetera, eccetera. Quando Insigne posta delle storie, un po' con un suo gol alla Lazio, con un tiro a giro bellissimo, e poi dopo il fratello e lui riposta le cose fatte bene con la nazionale, eccetera, eccetera, qualcuno ovviamente scatena un po' di polemica, dice ma che fai, stai accusando, pure io lo faccio e tiragiri, vi siete già dimenticati di me, eccetera, eccetera, così. Invece ci hai detto che sei pure tu il primo, sono tutti i primi tifosi, a un certo punto il primo chi è? Chi è il primo tifoso del Napoli? De Laurentiis, Mertens, Insigne, io? Sono tutti i primi tifosi, e quindi qualcuno l'ha presa così e così. Probabilmente evitabile la storia in questo momento, quando già se ne parlava, dove dice my home, e inquadra la sua casa così, perché un po' il napoletano ci tiene sempre, lui da napoletano probabilmente ci tiene, che ti aspettavi, insomma. Il problema che abbiamo noi è che non dobbiamo dare troppo peso, secondo me, a queste cose, e dobbiamo guardare in casa nostra. Non possiamo purtroppo più rivolgerci al passato, né con Insigne, né con Mertens, né con Koulibaly, perché altrimenti facciamo le solite cose che facciamo tutti gli anni per tutti i nostri ex. E quando Ancelotti vince una cosa, hai visto, eccetera, eccetera. Mo Gattuso con Valencia, se perde, hai visto, con Cessi, se invece vince, hai visto, era meglio. E con Ancelotti e con Gattuso e con Higuain, e adesso Insigne e poi Mertens, eccetera, eccetera. Appena poi Kvara magari si fa fare un tunnel, dico per assurdo, sulla sua fascia, mettono un cross e il Napoli prende gol, tutti quanti le vedovelle di Insigne dicono Insigne faceva la fase difensiva, Kvara non è buono, eccetera, eccetera, o viceversa, se Kvara fa una grandissima cosa e gol diversi, o Insigne o Cafò, possiamo evitare, io sono un fautore dell'evitare queste cose inutili, che non portano a migliorare niente, dai più pressione al nuovo, dai più fastidio al vecchio, e il tifoso non ha proprio bisogno. Stiamo vivendo un momento di entusiasmo e di curiosità nei confronti dei nuovi. Il vecchio lo affrontiamo così, en passant, non c'è bisogno, e domani chi può si vada a godere la presentazione della squadra, c'è curiosità per i nuovissimi, magari contro la Juve Stabia possiamo vedere Sirigu in porta, su Navas ancora non sappiamo niente, il Napoli ci proverà, ma dobbiamo vedere sempre se piazzano Meret, non penso che poi rimane Meret, poi secondo, Sirigu terzo, sarebbe un po' strano, però tutto è possibile nel calciomercato, lo abbiamo imparato, congiuntoli specialmente tutto è possibile, tranne forse Ronaldo Simen, quella cosa lì io la lascerò, o Ronaldo Lozano, le hanno dette un po' tutte, quella forse non è possibile, però
ci dobbiamo godere i nuovi, magari vediamo Zanova fai riposare Di Lorenzo, vediamo Olivera dal primo minuto, un po' Ostigard, Juan Jesus che se lo merita, a centrocampo possiamo vedere Gaetano, non so se deve essere piazzato, Zerbin dal primo minuto, un ass che deve essere piazzato, possiamo vedere Raspadori, Simeone, insomma mi aspetto una girandola senza far poi anche affaticare i giocatori perché abbiamo un campionato da fare, su questo non c'è dubbio, da fuori grotta, che lo sapete, vi siete dimenticati i like, lo potete lasciare alla fine perché i miei eroi si guardano tutti i video e poi ci vediamo perché siete bellini, eccetera, eccetera, è tutto fatto. Che mi sono dimenticato? Qualcosa sicuramente mi sono dimenticato, ma non ha importanza perché poi ci vediamo e chiacchieriamo e ne parliamo e va benissimo.